E insieme all'assessore allo sport, il dottor Frighetto, abbiamo anche un atleta ancora naturalmente in attività, in grande attività, che è passata per il meeting di Rosà negli anni scorsi da categoria ragazzi e junior, lasciando anche traccia di sé nei vari primati della manifestazione. Di lei ricordiamo in sintesi i migliori risultati dell'anno. È naturalmente campionessa italiana giovanile e di categoria. Pensate, 5 ori ai giovanili, 4 ai categoria. È stata medagliata all'Energy Standard Cup con la nazionale giovanile, vice campionessa europea giovanile, argento nei 200 e 400 misti ai giochi di Baku, ha sfiorato il podio ai mondiali juniores ed è stata già più volte medagliata ai campionati italiani assoluti nei misti. Ilaria Cusinato. E sarà Ilaria Cusinato a consegnare le medaglie dei 100 farfalla junior maschi. Terzo Giovanni Carossa, Padova Nuoto. Secondo e argento Andrea Testolin, Leo Sport. Primo e medaglia d'oro in 56 e 34 per il Milano, Gabriel Saliu. Giovanni Carossa, l'argento di Andrea Testolin. Invitiamo al podio Gabriel Saliu a ritirare da Ilaria Cusinato, primatista italiana anche in carica giovanile dei misti, la medaglia d'oro dei 100 farfalla junior. Il podio completo con la consegna dell'oro anche a Gabriel Saliu, la consegna del pacco omaggio e la foto per la pagina Facebook e per tutti voi con l'ubriacone là sul podio insieme a Gabriel Saliu. Torniamo alla vasca nei misti con la Allivardi che vince i 2:34,40, la terza serie femminile. Seconda serie in partenza con Valentina Guarnati in 1, Alessia Beltrame in 2, Fiammetta Artioli in 3, Chiara Napolitano in 4.